14 giugno 2021, in piena notte salta per aria la macelleria Parton in centro a Bagnoli di Sopra. Un ordigno artigianale, un tubo in plastica riempito di polvere esplosiva attivato da una miccia a lenta combustione, provoca pesanti danni ai serramenti e agli arredi del negozio e ad alcune finestre delle case vicine. Nessun ferito. I carabinieri del nucleo investigativo di Padova e della compagnia di Abano Terme, insieme ai colleghi di Venezia e Reggio Calabria, lunedì hanno arrestato 3 persone, come disposto dal GIP del Tribunale di Padova domenica Gambardella. Sono Salvatore Allia, catanese, 53enne, da anni residente a Bagnoli di Sopra, imprenditore, pregiudicato, ritenuto il mandante dell'attentato. Gianluca Zanellato, 54enne di Correzzola, autotrasportatore, il quale, secondo la procura, sarebbe stato l'esecutore dell'esplosione. Nicola Zumbo di Reggio Calabria, 53 anni, pregiudicato. I motivi che scatenarono l'attentato dinamitardo alla macelleria sarebbero stati sentimentali. È chiaro che le indagini ancora non sono concluse, si svilupperanno su altri, su altri aspetti, si concentreranno su altri aspetti. Noi siamo interessati a capire la provenienza di queste armi che abbiamo rinvenuto a dicembre e l'eventuale utilizzo in altri fatti delittuosi. Ai 3 si è arrivati grazie alla paziente visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza da parte degli uomini dell'Arma. Dalle indagini è anche emerso che negli scorsi mesi per le mani dei 3 arrestati sarebbe passata una gran quantità di armi: un fucile a pompa, una pistola semiautomatica, un revolver, una pistola mitragliatrice e una granata a mano. Gli inquirenti le hanno trovate in un'abitazione di Anguillara Veneta, i cui residenti, padre e figlia, sono finiti in carcere. Si ritiene fossero lì depositate per conto dell'Allia. Il ruolo del terzo arrestato, Nicola Zumbo, era di tramite tra il terzetto e i custodi delle armi. Sì, assolutamente, tant'è che lo scorso dicembre abbiamo rinvenuto questo arsenale, perché di un arsenale si tratta, costituito da sia armi comuni da sparo, sia di armi da guerra, sia di parti di armi, sia di una bomba a mano e di numerosissimo munizionamento.